Mi trovavo in America, esattamente a Brooklyn, in un ristorante con degli amici miei, siculi. Parlavamo di cose nostre, quando all'improvviso vidi una bella bionda americana che mi fissava insistentemente. Io avevo i miei 18 anni e fino a quel momento non avevo avuto mai nessun rapporto con nessuna donna. Mi guardava, la guardavo, sorridevo. Lei beveva, io bevevo. La mia mente viaggiava, le sue gambe, il suo rossetto, le sue labbra rosso fuoco. Che donna! Mi invitava con gli sguardi, non sentivo più a nessuno. Mi stregava coi suoi occhi, verdi e grandi come il mare. Lentamente poi si alzò, verso il bagno se ne andò e io la seguii. Aprì la porta e lei aspettava me, come era alta, 1,83 m, il suo profumo sembrava gelsomino. Volevo dirle tante cose, ma la lingua si bloccò. A what's your name? Calogero a servirti. E lentamente si avvicinava a me e mi sfiorava la bocca con le labbra sue e con la forza delle braccia mi bloccò e mi baciò. Con un solo bacio mi portò in paradiso. Sentivo solo il suono di una fisarmonica che mi coinvolgeva. Avevo vergogna, capitemi. Per me era la prima volta. Quel giorno lì le dissi aspetta e non muoverti di qui. Chiamai i picciotti a Fiettoriglio, questi qui. Gli dissi, picciotti, da questa porta non deve passare nessuno. E quando dico nessuno è nessuno, o no? Vero, O no? Esatto! Tornai nel bagno, era più bella che mai, coi suoi capelli sciolti, così mi innamorai. La prima volta, sì, per me era la prima volta. Quel giorno lì ero deciso, convinto più che mai, e la baciavo, la bocca sua ormai era mia, poi la stringevo e si agitava ancora di più, e la mia mano piano piano già scendeva verso giù, le sussurrava non mi toccare lì, e la sua voce vibrava dentro me, e come un toro io non capivo più. Deciso lì io la toccai e nella mano che trovai un cannolo, avete capito bene, come dire una banana, un cicciolo. Quella donna così affascinante e così misteriosa era un uomo. Ero confuso, non sapevo cosa fare. I miei amici mi aspettavano. Volevo chiamare i picciotti per dire che questa era una donna col cannolo. La prima volta di Don Calogero toccò un uomo, ma comunque c'è sempre una prima volta. Questo fatto lo sappiamo io, Toretto, Alfiero e adesso anche voi. Ma raccomando, acqua in bocca, perché quando Don Calogero dice acqua in bocca, è acqua in bocca.